La Pedemontana. La Pedemontana so che non a tutti voi piace, non è una mia invenzione, nasce nei libri della regione, nei libri ufficiali, nelle carte ufficiali negli inizi anni 90. Questo progetto che abbiamo in cantiere è del 2002, la gara del 2006, l'inizio dei lavori del 2011. Noi abbiamo ereditato un'infrastruttura che qualche problemino ce l'aveva. Oggi sappiamo che questi 2 miliardi e 258 milioni di euro di opere sono opere che comunque vanno a ricadere nel territorio, sono 94 km e mezzo di strada più altri 68 di strade complementari, sono 14 caselli, 36 comuni, sono una risposta a un territorio. Di questi 2 miliardi e 258 milioni di euro, 600 e poco più milioni li ha messi lo Stato, 300 li ha messi la Regione del Veneto, il resto li deve mettere il privato. I cantieri sono molto avanti, di più di quello che si vede. Di più di quello che si vede ve lo dico perché. Perché si sono fatte le grandi opere infrastrutturali che non si vedono, viadotti, sottopassi, eccetera, che sono quelle più complicate e quelle che portano via più tempo. Qualcuno dice, ma io ancora non vedo l'asfalto. Sì, ma il nastro asfalto è un attimo a farlo. Tant'è vero che abbiamo inaugurato i primi 7-8 km, quanti erano? 8 km, adesso ne abbiamo altri 15 pronti in canna a Breganze, e di lì continueremo fino all'arrivo a Treviso Nord. Perché vi parlo di Pedemontana? Non per star qui a sciolinare a dire che siamo stati bravi, perché lo siamo stati, alcuni ci hanno lasciati da soli. Abbiamo preso decisioni controcorrente, potevamo tranquillamente menarci le dita e lasciar sprofondare il cantiere con gli operai e il territorio. Abbiamo pensato che una ferita nel territorio non fosse il miglior regalo che potevamo lasciare ai veneti e non fosse stata una grande eredità da parte di questa amministrazione. Ve lo dico perché quota parte di quei 300 milioni ce li avrete proprio in questo bilancio nel 2020 che andrete a provare e a discutere, e la seconda rata ce l'abbiamo proprio efficace a valere da questo bilancio di esercizio 2020 e sarà l'ultima tranche che pagheremo sulla partita della Pedemontana. Vi ricordo così in punta di piedi che con Pedemontana ci siamo anche inventati, fra virgolette, una nuova modalità che è quella del canone di gestione e dei pedaggi, cioè abbiamo rovesciato il principio secondo cui il concessionario incassa i pedaggi e il concedente no. Qui in questo caso il concedente, cioè la Regione del Veneto, incassa in un progetto di finanza i pedaggi e il concessionario avrà un suo canone di gestione. Qualcuno dice ma il canone di gestione è moltiplicato per 39 anni, vale 12 miliardi. Sì, vale 12 miliardi, ma vorrei ricordare che nel nostro piano di gestione con pedaggi asseverati, per quanto possibile asseverati perché sono di 39 anni, ci dicono al 39esimo anno il bilancio è più 700 mila euro, il che vuol dire che noi abbiamo incassato per pagare, ma è altrettanto vero che il concessionario mi deve garantire al 39esimo anno lo scandisco bene, una infrastruttura a norma, manutentata a regola d'arte con le norme vigenti. Vuol dire che se fra 39 anni le auto volano e non corrono, deve mettermi nelle condizioni di consegnarmi una strada nella quale le auto volano e non corrono più. E forse a qualcuno è scappato questo passaggio, ma è il passaggio fondamentale. I controlli li facciamo noi sulle manutenzioni e su quello che... e verifichiamo che tutto sia secondo regola d'arte. Qualcuno può dire, voi non siete in grado di controllare, presentateci quelli che sanno controllare meglio di noi, nel senso che noi ci affidiamo ai tecnici, non è il ruolo della politica. Penso che l'ingegner Pellegrini, che è capo della struttura di progetto, abbia dimostrato in tutti questi mesi di aver seguito ed essere a vostra disposizione, perché vi ho sempre detto, se i consigli chiedono, assolutamente essere a disposizione. Sulla Pedemontana il tempo di chiusura sarà di dicembre 2020, tranne la galleria di Malo. Voi sapete che ha avuto 3 sequestri, tra sequestri e dissequestri, purtroppo una persona ha perso la vita nella galleria di Malo, 6 km di galleria di Malo, quindi lì ci dovrà essere necessariamente una bretella che ci fa uscire su viabilità ordinaria per rientrare in Pedemontana, e poi l'innesto sulla 4 a Montecchio, che è un innesto che anche lì noi abbiamo tentato fino in fondo di potercelo gestire come lavoro in maniera tale da far veloci. Ci hanno detto che giù le mani non dovete toccare, lo deve fare direttamente A4, quindi ci affidiamo alla velocità di A4 per crearci l'innesto in maniera tale che si concluda
tutta la partita. Mi spiace che sui rifiuti si sia fatta polemica facendo passare l'idea che siamo un branco di devastatori, lazzaroni e non curanti della salute dei cittadini. I tecnici mi dicono che avevamo censito una decina di discariche, nel senso che sapevano che incrociavano una decina di discariche, giù di lì, passatemi l'inesattezza dei numeri, le abbiamo incrociate una decina di discariche, hanno fatto la bonifica come previsto per legge, coinvolgendo le ULS, l'ARPAV, tutti quelli che vi vengono in mente, e nell'alveo, nel sedime della strada, ovviamente fuori dal sedime della strada non è contemplata la bonifica, peraltro non sarebbe neanche a carico della Regione, mi si ricorda spesso, ma a carico dei comuni che poveri non riescono a farla e quindi vanno aiutati, però giuridicamente è bene dire che quando trovi un muro di cemento armato sotto un sottopasso e c'era la discarica non puoi andare a dire ai cittadini che dietro il muro si sono nascosti i rifiuti, perché questo finisce che poi va in tribunale e la discutiamo in tribunale, visto e considerato che c'è gente che muore di inquinamento.